Betty Boop Jet, Barnaba Baba in prima fila, in seconda Best AV, Big Queen Francis e Brezza Grad. Betty Boop Jet è la più appoggiata, numero 5 Matteo Zaccherini, corsa riservata ai gentleman. Vediamo la partenza con la velocità di Bluegrass Font che si avvantaggia con Betty Boop Jet subito aggressiva all'esterno. Betty Boop si avvantaggia e scende in corda mentre è squalificato Big Ben dei Greppi. Sulla piegata continua a condurre la favorita Betty Boop Jet, Matteo Zaccherini in sediolo, la seconda posizione per Blue River squalificato. Bluegrass Font, ha sbagliato anche Blue River e i cavalli si sistemano praticamente tutti in fila indiana alle spalle della leader. Betty Boop Jet, cavalla ardente che oggi ha colto ottima partenza e dopo 400 metri in 30 abbondante guida davanti a Bluegrass Font, mentre in terza posizione vediamo Barnaba Baba che precede il resto del gruppo. Accenna a spostare Barnaba Baba per anticipare la progressione di Brezza Grad. Otello Zorzetto ha spostato Barnaba e va direttamente al sediolo di Betty Boop Jet, che è costretta così ad accelerare. Intanto gli 800 se ne vanno in 1, 3 e 6. Situazione tattica invariata. In seconda posizione a un paio di lunghezze ora c'è Bluegrass Font che ha perso terreno e può accodarsi così in seconda posizione Barnaba Baba. Il chilometro è percorso da Betty Boop in 1:18,2, 14,6 il parziale e siamo a 500 metri dalla conclusione quando cerca di ritornare sotto anche Bluegrass Font che riavvicina Barnaba Baba, ma questi tre sono nettamente avanti agli altri a 400 dalla conclusione. C'è il tentativo di progressione intanto a centropista sempre di Brezza Grad, ma non riesce ad andare più di tanto, mentre Barnaba Baba che sposta nuovamente su Betty Boop Jet e la pariglia al completamento della piegata. Betty Boop Jet deve essere richiesto perché Barnaba Baba viene con estrema decisione all'esterno. Barnaba Baba passa a 100 dalla conclusione e viene a concludere netta vincitrice. Secondo posto per Betty Boop Jet, al terzo è Brezza Grad, 1:16,9 con 29,9 a chiudere il debutto vincente di Barnaba Baba con Otello Zorzetto in sediolo. Il training è quello di Andrea Sarzetto, la quota di 13,32 al totalizzatore. Andiamo a vedere le fasi finali. Davvero facile il modo in cui Barnaba Baba dispone di Betty Boop Jet che deve contentarsi del secondo posto, mentre per il terzo Brezza Grad riesce a cogliere il terzo compenso.